goditi l'abbraccio dei tuoi sostenitori, dei sostenitori dell'Udinese, ma soprattutto dei tuoi sostenitori che non ti dimenticano minimamente. Ti ero presente perché il calcio nel tempo tende a cancellare quello che è stato fatto precedentemente, ma i friulani sono particolari, non si dimenticano minimamente di quanto è accaduto, di quanto abbiamo fatto, di quanto hai fatto, del grande contributo che hai dato. Io stesso non dimentico quanto sei stato importante nel periodo dell'Udinese e nella mia carriera. Ti mando un grande abbraccio, buona fortuna, divertiti, goditi il Friuli e bocca al lupo per tua figlia. Ciao Massimo. Però ho trovato bene Zaccheroni, eh? Zac. E poi c'è un altro allenatore che ti è stato molto vicino, con il quale tu hai raggiunto la quota di capocannoniere. Vogliamo ascoltare? Sì, tanto in sala ovviamente lo sanno già di chi si tratta. Ciao Massimo, ciao. So che ti stanno festeggiando dalle nostre parti, nella zona di Udine, ed è giusto che sia così, sono contento per te. Un saluto anche a tutte le persone che sono lì con te, a tutti gli amici, a tutti i miei ex calciatori, a tutti i tuoi compagni che hanno permesso a te di diventare capocannoniere quell'anno, ed è giusto che festeggiate questa cosa. Mi dispiace non poterci essere, ma col pensiero io ci sono. È stata un'annata, la ricordo ancora tante volte, un'annata straordinaria, è stata un'annata bellissima. Abbiamo giocato un calcio bellissimo, abbiamo raggiunto un risultato magnifico, mandando la Juventus a giocare in Intertoto e noi andando in Europa. E ho bellissimi ricordi di tutti voi e mi piace dirlo a voi questa sera, in questo momento di festa per tutti voi, in particolare per te, per Marzio, che è il brasiliano, ancora l'unico brasiliano che ha vinto la classifica dei marcatori nel campionato italiano, e questo è un record che spero tutti voi. Un bacio a te Marzio, un abbraccio a tutti voi, a tutti gli amici, a tutte le persone che hanno collaborato con me in quella splendidissima stagione. Grazie, ciao a tutti, buona serata. Grazie Francesco. Non potrete lamentarvi, insomma, abbiamo fatto vedere tutta l'Udinese di quegli anni. Anche il mister è teso anche per fare l'intervista un po' teso. Poi nel gol mi dice, no, mi sto tranquillo, non c'è la partita, non ti preoccupare. No, mister, tranquillo. Dai. Era agitato? Un pochino. Però lui è grandissimi allenatori, sono meravigliosi, Io direi che in fondo tu sei stato anche un po' fortunato, molto fortunato.